world with my own two hands, make a better place with my own two hands, make a kind. Il nostro percorso all'interno della scoperta dei territori più belli dell'Italia non può prescindere da un incontro con i Costanti, che è una struttura nella splendida zona di Caldiero. Siamo nell'est del Veronese, in cui c'è tanta storia. Io sono con Francesca Vecchioni, che è un po' l'anima di questa struttura, e vorrei che ci raccontasse come nasce questa storia dei Costanti e come si riesce a tramandare questa filosofia di vita. E questa è un'azienda di famiglia, nasce nel cuore della mia mamma, molti anni fa, 8 anni fa. Nasce dal desiderio di non alienare le proprietà della famiglia e di mantenere vivo il ricordo, delle fatiche dei nonni, dei vecchi nostri. La storia di questa struttura bellissima, come tu vedi, una struttura calda, calorosa, legata anche alla pietra. Io sono anche toscana oltre che veneta, quindi questa pietra è anche un ricordo del mio babbo e dell'architettura umbra e toscana. Mio marito è umbro tra l'altro, e quindi insomma abbiamo un po' cercato di mantenere vive le nostre radici. Questo è quello che abbiamo fatto. Il sacrificio è stato notevole, sia a livello così di scelte di vita e anche economico, ma specialmente a livello di scelte di vita, perché vuol dire cambiare totalmente il proprio modo di vivere. Ecco, la storia nasce così, nasce dalla voglia di essere a contatto con l'essenza delle cose e anche con il desiderio profondissimo, specialmente in questo momento storico, di valorizzare questo meraviglioso territorio che noi abbiamo. Noi abbiamo praticamente ricavato 9 camere da questo casale, non abbiamo fatto nessun genere di modifica a quella che è la struttura che tu vedi, quindi il restauro è conservativo, noi abbiamo mantenuto quello che c'è. Abbiamo cercato di costruire all'interno di ogni camera un piccolo universo abbastanza, abbastanza neutro da un punto di vista del decoro, dell'arredamento, proprio per non andare ad urtare contro le personalità, i modi di vivere di chi viene qui da noi. Mio nonno diceva che la bellezza di Caldiero non è tanto nelle sue 4 casette così, seppur poetiche, purtroppo rovinate negli anni 70, ma è in questo contrasto tra questa visione lontana dei monti della Lessinia e questa visione immaginaria dei fiumi dell'Adige. Quindi noi siamo tra questa poesia della montagna e la poesia dell'acqua. Noi siamo tra Padova, Venezia, Vicenza, Mantova e Verona, ed è praticamente un quadrilatero vincente. Strade dei vini e una grandissima enogastronomia, che è quella che ci fa onore. Noi abbiamo 15 ettari, abbiamo un'azienda non enorme ed è tutta coltivata Grey Pinot e Merlot, Cabernet Sauvignon, e adesso abbiamo moscato bianco. Se io ti chiedessi oggi essere costante e entrare all'interno dei costanti, che cosa significa? Essere costante vuol dire avere il coraggio di portare avanti un discorso molto 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 difficile, però di grande forza. Siate costanti, sì, non mollate. Il nostro sito è www.icostantiverona.it.